Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà e qui a Parlamento ospite con noi l'onorevole Luca Toccalini. Benvenuto. Ciao Matteo, ciao a tutti. Allora, a maggio è stata presentata una proposta di legge della Lega sull'occupazione e il rientro dei giovani. Si parla di una flat tax al 5% per i giovani, no? Qual è l'obiettivo economico ma anche politico di questa misura e in che cosa consiste la proposta sulla flat tax al 5%? I motivi sono sostanzialmente due: far rimanere i nostri giovani in Italia e far rientrare i giovani che sono andati via dall'Italia e che magari vorrebbero tornare però a delle condizioni diverse appunto rispetto a quelle che hanno lasciato. E quindi la legge che noi abbiamo chiamato contratto giovani si divide in due articoli, uno appunto che riguarda i giovani che vogliono rimanere in Italia, dando loro la possibilità di pagare solo il 5% di tasse, quindi con una flat tax secca sotto i 30 anni per il primo contratto a tempo indeterminato. Chiaramente insieme a questo c'è anche un importante sgravio fiscale per quanto riguarda le imprese, perché l'obiettivo del governo è stato sempre quello appunto di aiutare sicuramente i lavoratori, ma non facendo pesare appunto il costo di questi contributi sulle tasche diciamo degli imprenditori. Quindi un connubio che darà la possibilità agli imprenditori di risparmiare, di avere anche il coraggio di assumere a tempo indeterminato i nostri giovani e dall'altra parte ai nostri ragazzi appunto di guadagnare sicuramente diverse centinaia di euro in più durante l'anno, e questo sicuramente gli aprirà le porte magari di una banca per chiedere un mutuo o magari gli darà la possibilità di costruirsi una famiglia. D'altro canto invece l'articolo 2, che riguarda appunto il rientro non solo dei cervelli dall'estero ma il rientro di tutti i cittadini sotto i 36 anni, in questo caso dall'estero, prevede anche in questo caso una flat tax al 5%, però fino ai 100.000 euro di reddito. Questo cosa vuol dire? Vuol dire risparmiare diverse centinaia di euro in busta paga ogni mese. E quando un ragazzo o una ragazza che guadagna magari 3-4 mila euro all'estero e in Italia guadagnerebbe per lo stesso lavoro 1.500-2.000, se diciamo questo stipendio venisse equiparato, ecco, tornerebbe volentieri a casa, perché credo che il sentiment del vivere a casa, del vivere il proprio territorio, le proprie amicizie, la propria famiglia vicino, sia quello che prevale tra le nuove generazioni. E quindi l'auspicio è che questa legge possa già essere inserita nei prossimi decreti, a partire dalla legge di bilancio che avremo in discussione a partire da ottobre, perché è una legge che appunto i nostri coetanei, mi metto io ormai da 35 anni, ma anche i ragazzi più giovani, stanno aspettando, ed è una delle tante cose concrete che stiamo facendo appunto in ottica di giovani, perché la Lega è sempre stata dalla loro parte e cercherà sempre di aiutarli dove è possibile. Ecco, su questa proposta di legge è già stata individuata una copertura di bilancio, si tratterebbe comunque di un intervento futuro sul quale poi bisognerà lavorarci per quanto riguarda le coperture. Certo, no, è una spesa, non è una spesa sicuramente indifferente, perché si parla di 2 miliardi di euro per questa sperimentazione, perché lo voglio sottolineare, noi siamo molto fiscali su questo. È chiaro che l'abbiamo visto con il reddito di cittadinanza: se una legge non funziona andrebbe cambiata, e invece i partiti che hanno voluto, il partito in questo caso il Movimento 5 Stelle, che l'ha voluta a tutti i costi, ha sempre cercato di oscurare il suo fallimento, le truffe che ci sono state, quindi abbiamo buttato miliardi di euro per anni. Invece credo che sia giusto, come noi abbiamo scritto appunto in questa proposta di legge, di vedere se questa legge poi avrà i suoi benefici, dei suoi risultati, quindi nel caso poi prorogarla e renderla strutturale. Il costo si aggira attorno ai 2 miliardi, una parte di questi fondi sono già a disposizione del Ministero del Lavoro, una parte invece andrebbe a copertura da già l'attuale legge che c'è sul rientro dei giovani dall'estero, che sta funzionando parzialmente, poteva sicuramente avere dei risultati migliori, e quindi ecco, mettendo insieme magari diverse misure che hanno lo stesso obiettivo, si riesce a farne una unica che appunto porti poi un risultato magari anche più ampio. Mi ricordo un po' Calderoli, quando tanti anni fa venne indicato come il tagliatore delle leggi, il suo indirizzo era stato quello proprio di tagliare migliaia di leggi inutili che appunto creavano più burocrazia e portavano a casa meno risultati magari di poche leggi ma fatte bene. Ecco, alcuni critici sostengono che questa flat tax potrebbe creare delle disparità
soprattutto fiscali, tra giovani e lavoratori più anziani e anche tra categorie diverse. Che cosa rispondi a queste presunzioni? Io sono convinto, per esempio, diciamo che sulle altre classi, diciamo, generazionali, la Lega ha già fatto tanto, penso alla flat tax fino agli 85.000 euro con il nostro obiettivo sacrosanto di estenderla anche a 100.000 e questo ha salvato davvero il fatto di non arrivare a fine mese di tantissimi, di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di cittadini. Quindi il lavoro viene fatto parallelamente, però noi dobbiamo metterci in testa che se i nostri giovani non lavorano, le nostre aziende vanno in crisi. E quando un'azienda, e questo è quello che accade anche nella nostra Lombardia, quando un'azienda fa fatica a trovare il personale e soprattutto a tenersi il personale per un po' di tempo, quindi non facendo programmazione e progettazione, questo diventa un problema perché poi l'azienda potrebbe andare in crisi e quando un'azienda va in crisi sappiamo come funziona, casse integrazioni, se non purtroppo nelle peggiori delle ipotesi addirittura il rischio di chiusura con annessi problemi ovviamente legati sia a quel punto a tutte le classi generazionali. Quindi diciamo che non va assolutamente in contrasto con chi ha qualche anno in più, che ha i suoi benefici, ha le sue diciamo leggi ad hoc per appunto poter risparmiare qualche euro. Sicuramente bisognerà lavorare anche questo, io sono assolutamente d'accordo, su tutte quelle persone sopra magari 50 anni che perdono il lavoro, qualcosa già in campo fisicamente c'è, e bisogna potenziarlo di tutte quelle persone che sopra una certa età perdono il lavoro e quindi difficilmente riescono magari ad essere reintegrati subito in un altro comparto aziendale. Quello sicuramente è un lavoro che si sta facendo e che si porterà avanti parallelamente. Ecco, su questa proposta di legge c'è anche una condivisione con gli altri partiti del centrodestra e l'opposizione com'è che si comporta? Voterà a favore o probabilmente sarà contraria? Sicuramente il ministro Calderone, che è il ministro del lavoro, la ministra del lavoro indicata da Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole alla proposta, anzi è rimasta molto contenta del lavoro che io insieme a Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro, e il ministro Salvini abbiamo fatto anche in conferenza stampa, diciamo raccontando il nostro progetto e la nostra legge. È chiaro che anche gli alleati, penso a Forza Italia e i moderati, dubito che possano essere contrari perché è proprio una legge che va a beneficio di tutte le generazioni e di tutte le classi sociali, quindi io su questo sono assolutamente più che ottimista. L'opposizione per ora è stata zitta, non ha detto assolutamente una parola, diciamo che l'attuale opposizione ha un concetto di aiutare i giovani completamente diverso, loro pensano che i giovani vadano aiutati appunto tutelando magari quei centri sociali abusivi piuttosto che con i vari pride che vengono fatti in tutta Italia, la mettono solo su una questione di diritti che mancano, che poi uno va a vedere non è assolutamente vero, però diciamo che secondo me un giovane, una ragazza o un ragazzo si aspetta ben altro, si aspetta appunto uno stipendio dignitoso, un lavoro stabile, la possibilità di costruirsi il futuro nel nostro paese, quindi sono curioso di vedere quando arriverà in commissione lavoro la proposta come si comporteranno. Sicuramente ecco, troveranno sicuramente una scusa per non appoggiarla, però poi lo dovranno spiegare loro ai loro lettori. Va bene, allora poi ci riaggiorneremo anche su questa proposta di legge. Grazie all'onorevole Luca Toccalini per il suo contributo e Grazie a voi. buon proseguimento su Radio Libertà ai prossimi programmi.